Amiche e amici, buongiorno, ma che bello tornare in diretta con Ore 13, tornare in questa nuova stagione. Oggi è il primo giorno di scuola per, subito approfitto di uno dei miei ospiti, l'assessore Donazzano. Per quanti alunni in Veneto? E beh, sono quasi 800.000. 800.000. Allora, insomma, in qualche modo insomma, mi inserisco, anche se l'età assolutamente è ormai over, però mi inserisco in questi 800.000 perché oggi non è il primo giorno di scuola per me, però appunto è un ritorno qui sugli schermi di Antena 3 con Ore 13 e un'Ore 13 che, come per quel che mi riguarda, a ogni stagione andrà ad affrontare soprattutto temi legati all'attualità, all'economia, alla politica, e quindi insomma cercherò sia di tenervi compagnia insieme ai miei ospiti, ma anche di darvi tante informazioni e aggiornamenti su quelle che sono le dinamiche del nostro territorio. E oggi parliamo di un tema, abbiamo insomma giocato anche sull'aspetto meteorologico e atmosferico, un tema caldo che ovviamente è quello del lavoro. Penso che sia sempre in cima alla lista di quelle che sono le priorità di ciascuno di noi. Tra l'altro noi veneti abbiamo anche questa predisposizione a considerarlo un valore estremamente importante il lavoro. E con chi lo facciamo? Dovevano essere 3 gli ospiti, purtroppo c'è stato un problema per uno di questi 3, quindi innanzitutto risaluto l'assessore Donazzano. Beh, la duplice veste di assessore al lavoro, buongiorno a tutti. Buongiorno assessore, e saluto l'amministratore delegato della Marchiolle SPA, Robert De Vetta. Buongiorno. Ringrazio comunque per la disponibilità Cristian Ferrari della CGIL, che si scusa ancora per l'imprevisto che ha avuto e non può essere qui con noi, sicuramente gli ricapiterà l'occasione di essere invitato qui da Antena 3. Allora, le cose non cambiano come al solito, 0422 1626798 per intervenire in diretta, e se avete piacere di farlo anche tramite la pagina Facebook scriveteci pure, che cercheremo insomma di coinvolgervi in tutti i modi. Allora. Lasciando da parte il fatto che oggi appunto comunque si comincia la scuola, lei mi diceva tra l'altro ha fatto questa sortita a Chioggia sui banchi, com'è stata? È una scuola media dove sono andata perché molto carinamente l'anno scorso mi è pervenuta la richiesta, l'invito a visitare la scuola da una classe a seguito delle giornate dello sport. Allora, che questi ragazzini abbiano voluto scrivere all'istituzione dicendo grazie perché avete fatto le giornate dello sport e venga a visitarci, mi ha permesso così di accogliere l'invito e di fare un buon augurio di inizio anno in una scuola di periferia, Sant'Anna di Chioggia. Loro ci tengono molto a tutti i campanili, quindi Sant'Anna di Chioggia, però con un gruppo docenti straordinario, con i soliti problemi della scuola perché il preside è reggente e questo è un grave problema che noi abbiamo, però veramente una bellissima comunità di ragazzi, di insegnanti e di famiglie. Allora approfittiamo, li salutiamo ovviamente, e come salutiamo tutti coloro che famiglie, alunni e docenti e personale non docente hanno ricominciato la loro attività proprio oggi. Allora, andiamo sul dettaglio. Lavoro. Ho approfittato anche del dottor De Vetta, perché insomma la Marchiola ha circa 700 dipendenti, tra l'altro distribuiti in quante regioni? 2? In 3 regioni. 3 regioni. Comunque, nel Triveneto, poi oltre alle 3 regioni siamo presenti anche in Slovenia e in Ungheria. Insomma, quindi abbiamo un interlocutore che insomma, per quanto a gestione del personale qualcosa, e formazione, assunzione e gestione, può dirci la sua. Quindi la prima domanda che vi faccio è: quali saranno le priorità del lavoro in questo autunno? Glielo faccio a lei in quanto amministratore e poi ovviamente a lei in quanto fruitore. Ma credo che valga la pena dare due battute di carattere generale. Cioè, oggi il Veneto è tornato ai livelli di occupazione pre-crisi. Cioè, noi abbiamo assottigliato di molto le fila dei disoccupati. Ne restano ancora, e ciascuna persona che cerca un lavoro deve avere anche una risposta, e noi lavoriamo molto affinché le parti più fragili, perché restano fuori le persone con poche competenze o le persone con una certa età che espulsi dal mercato del lavoro per tante ragioni, qualche volta la malattia. Ecco, quella fetta si sta assottigliando perché era una delle prime vittime della crisi. Esattamente, ad oggi in Veneto noi possiamo dire che abbiamo un gruppo di circa 150.000 persone che sono comunque
tante, ma sono molto ridotte. Di queste, e per queste pensiamo a politiche molto mirate di inserimento lavorativo, perché sono le persone più fragili. Per il resto invece c'è una fame di trovare lavoratori. Venendo qui ho ricevuto la telefonata di un imprenditore della metalmeccanica. Era fuori di sé perché uno dei suoi ragazzi, migliori anche, gli ha comunicato che ha trovato un'offerta più vicino a casa, cioè adesso non è più ho problemi di trovare lavoro, no, guarda, me ne offrono uno più vicino a casa, prendo uguale, però insomma più vicino a casa è più comodo. E mi dice, io stavo già cercandone altri 5 da inserire con certe competenze della meccanica, della metalmeccanica, di precisione eccetera, e non trovo. Non si trovano né lavoratori di una fascia che va dai 30 ai 45-50 anni preparati, men che meno si trovano i giovani, e questo è il problema principale, che si lega anche col tema della scuola. Sentiamo subito quanti di questi aspetti vengono condivisi dalla vostra azienda, De Vetta. Beh, io direi che questo non è soltanto un tema che ci accompagnerà nel prossimo autunno, ma diciamo, anche nel periodo invernale, dunque rimarrà caldo anche nei mesi freddi. Stiamo operando in un clima relativamente favorevole, pertanto anche i dati, diciamo, che sono stati pubblicati in questi giorni, stiamo parlando di livelli di occupazione, diciamo, che sono tornati ai livelli pre-crisi. Anche nelle nostre regioni abbiamo fame di personale Quali sono specializzato le categorie più ricercate da un'azienda come la vostra? Noi come azienda che si occupa di commercio dobbiamo stare attenti anche ai fenomeni nuovi sul mercato, dunque ci sono fenomeni di commercio elettronico, noi dobbiamo nobilitare dunque la nostra attività e pertanto andiamo alla ricerca anche di personale con una certa competenza anche di carattere tecnico, e da questo punto di vista posso confermare anche le parole dell'assessore che c'è una certa difficoltà a reperire persone con questo tipo di profilo, di competenze e di capacità. In modo particolare anche tra i giovani, dunque stiamo parlando di persone... Per voi giovani si intende quale fascia di età? I giovani possiamo scindere in 2 fasce, no? Perché possono essere, diciamo, con istruzione universitaria o anche con diploma di carattere tecnico. Essendoci questa grossa fame, c'è una volontà anche dei giovani certe volte di andare anche alla ricerca magari di esperienze fuori dal nostro territorio, che rende ancora più complesso questo lavoro che noi stiamo facendo. Sì, e che poi c'è appunto questo duplice fenomeno, giustamente. Da un lato c'è chi vuole andare all'estero a tentare e purtroppo questa famosa fuga di cervelli sta anche penalizzando un sistema, perché ricordiamo che un cervello formato a 25 anni è costato al paese un sacco di soldi, sì. E dall'altra c'è chi cerca delle agevolazioni, per cui se trova un lavoro più comodo, più vicino, magari va a sacrificare alcuni aspetti, era quello che ci raccontava prima. Sentiamo invece cosa c'ha da raccontare l'ospite, il telespettatore che ci sta chiamando al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno a lei e ai suoi ospiti, anche all'assessore Donazzani in particolare. Buongiorno. E proprio a lei volevo rivolgere la mia domanda. Assessore Donazzani, cosa ne pensa di chi parla di crescita o decrescita, felice o infelice? Perché qualcuno dice che con questa globalizzazione selvaggia perderemo tutte le nostre radici e i nostri saperi di una volta, mentre vediamo che la decrescita felice non c'è, mentre non c'è neanche la crescita felice. Perché se per crescita felice mi si intende che dobbiamo bere l'acqua delle nostre sorgenti piene di plastica e di quant'altro, che dobbiamo sopportarci i nostri metalli pesanti nelle lagune e quant'altro, mi chiedo e mi domando, caro assessore, non sarebbe logico mettere in prima istanza adesso il benessere della popolazione? E per popolazione non intendo solo i veneti, ma anche quei nuovi veneti di cui parla sempre anche il nostro caro Luca Zaia. La ringrazio se vuol darmi risposta, e ovviamente anche all'altro ospite se vuol dare risposta alla mia domanda. Grazie. Grazie a lei. Grazie, buongiorno. Allora, crescita felice, crescita infelice e decrescita felice infelice. Allora, sulla decrescita che sia sempre infelice penso che possiamo serenamente essere
Sì, tutti d'accordo, no? Decisamente. Solo che ci vorrebbe un trattato, la domanda della signora è molto complessa e molto stimolante. Cerco di andare però ad affrontarne un aspetto solo. Non mi innamoro delle teorie, mi piace leggere molti libri economici, mi piace leggere molti libri di filosofia, mi aiutano ad aprire la mente, poi faccio i conti con la realtà che ho davanti. Questa è una terra produttiva, è una terra del manifatturiero, della sua caratteristica del lavoro, di un lavoro tosto, duro, fatto di imprese, fatto di pezzi di cose, ci portiamo il consumo del territorio, ma ci siamo portati anche un grande benessere. Oggi va compartecipato e compenetrato. Faccio un esempio alla signora per tutti. Il settore della concia, che in una certa valle del Vicentino ha creato anche quei problemi che lei diceva, correlati ad un inquinamento molto diffuso, oggi è forse una delle zone più green in termini industriali del mondo. Cioè la concia di questi ultimi anni è quanto di più attento all'innovazione in termini ambientali, tecnologici, di commercio, ed è tra i primi 10 distretti in Italia dove l'Italia arriva prima nel mondo, batte la Cina, batte il Giappone, batte la Germania. Quindi è possibile tenere in un giusto equilibrio l'innovazione e l'investimento rispetto per l'ambiente, che è necessario e fondamentale. Oggi ci sono degli studi molto approfonditi, dicono che, questo non so quanto sia un valore ma lo lascio così, che nella percezione della comunità e della società in cui viviamo vale più l'ambiente della famiglia, di Dio e della spiritualità. Ci abbiamo sostituito la scala di valori. Attenzione a non farla diventare una nuova fede, nel senso in termini ideologici. Io sono molto credente e so che Dio è Dio. Tutto il resto diventa una come dire, ideologizzazione, e anche la decrescita felice, alcune teorie, cioè ci dicono che domani mattina dovremmo andare in giro in bicicletta. Non è possibile, bisogna rendere l'insieme delle cose. E per me un valore invece vero è quello di mantenere l'occupazione sul nostro territorio. Ecco perché combatto la globalizzazione dove posso, con uno spirito che è quello di difendere le imprese venete italiane a rimanere qui. Allora, Davetta, io invece calerei questo molto interessante e anche stimolante intervento dell'assessore su come in azienda si può fare. Allora, dato per scontato che l'approccio green dell'azienda, però nei confronti di quella che è la forza lavoro e le risorse umane, come si gestisce l'aspetto della crescita felice o infelice? Cioè l'attenzione a quello che non è la presenza solamente nella sede di lavoro, ma anche al di fuori nei confronti dei propri dipendenti. Io parlerei comunque di crescita felice, che può essere, diciamo, un concetto abbastanza soggettivo, comunque una crescita che sia sostenibile in qualche modo. Una crescita aziendale sostenibile penso sia incompatibile se c'è una infelicità diffusa all'interno dell'azienda. Pertanto questi due concetti, sia la crescita esterna che crescita esterna in termini, se possiamo giudicarla in termini o di fatturato o di organico o anche di territorialità della propria operatività, va poi anche accompagnata anche da una crescita interna. Dunque ci vuole un'attenzione particolare alle risorse, dunque direi intercettare eventuali fabbisogni, anche magari malesseri, e andare a operare in modo preventivo. Direi che questi sono poi i capisaldi, tra l'altro. Dica assessore. Posso, perché io sa che mi inserisco così un po' in maniera maleducata. Tra l'altro questo aumenta la competitività delle nostre imprese. Siccome noi non possiamo comprimere il costo del lavoro, il costo dell'energia, le tasse, cioè non sta nelle nostre corde. Dentro le aziende oggi si sta facendo un'operazione di grande riorganizzazione, e la sua mi pare che risponde esattamente a questo, proprio nell'ambito del benessere in azienda, che dimostra abbattere l'assenteismo, che poi è un valore economico, far lavorare meglio, cioè diventare proattivi, rispondere, e ci sono filoni formativi che si occupano di questo, proprio perché la nostra leva è quella del capitale umano, e quindi anch'io concordo con lei, dentro un'azienda si può fare moltissimo per la crescita felice. Prima è stato citato anche il tema, diciamo, di globalizzazione, che di fatto è un fenomeno che va, non dico contrastato, è lì, però dobbiamo lavorare su altre leve, magari ci sono dei colossi che hanno altri strumenti, altre risorse, altri capitali, e noi dobbiamo lavorare su un altro livello, lavorando sulle persone, sulla qualità, e pertanto che prima avete qualche iniziativa particolare proprio in riferimento al welfare aziendale o aspetti di questo tipo?
Sul welfare aziendale è un tema molto attuale sul quale stiamo lavorando in questi mesi, abbiamo anche già preso contatto anche con le organizzazioni sindacali e stiamo portando avanti questo tema, è in continua evoluzione e dovrebbe anche portare dei risultati nel prossimo futuro, dunque nei prossimi, non dico settimane, ma nei prossimi mesi. Allora, noi a livello di risultati abbiamo anche quello commerciale e quindi siccome mi richiamano la mia e la vostra attenzione, passo la linea alla regia e vedete che cosa ha da dirvi. A più tardi. Autunno caldo del lavoro, stiamo insomma affrontando con ovvia pacatezza ed educazione questo tema, anche perché non è che per forza sempre bisogna portare al litigio quelle che sono le discussioni televisive, anzi si può essere assolutamente costruttivi e generare momenti di confronto come quello che sta avvenendo ora. Ecco, invece una cosa che sta creando proprio la spaccatura, no? Perché in Italia a noi ci piace questa cosa di proporre dei temi dove ci sia il bianco e il nero. Sì, siamo tifosi. Sì, ma tifosi proprio incattiviti. È sta roba delle aperture domenicali. Sì. Una partita sulla quale se ne sta parlando da tanto tempo. Chi dice che aperture domenicali di una serie di categorie del commercio alla fine, no? Sì. Nei negozi, perché stiamo parlando della grande distribuzione. Si tratta di grande distribuzione sostanzialmente. Esattamente, e che ovviamente dalla parte l'utente dice, boh, a me non è che mi dispiace così tanto andare la domenica a fare la spesa, l'altro dice no, ma io domenica devo stare con la mia famiglia, chi lavora in ristorante dice ma cavolo, a me capita ogni domenica di stare in ristorante, nessuno si strappa le vesti per me, come la vedete? È vero che è un tema molto delicato e complesso, ha a che fare con la nostra società principalmente, perché ci sono dei mestieri che è socialmente accettato, anzi che è in origine che non si fa distinzione, medici, infermieri, il servizio pubblico, i treni, nessuno si aspetta che di domenica il treno non vada o che non ci siano l'autobus, seppur ridotti. Ce ne sono altri che però hanno a che fare con l'informazione, sì, con un'economia che è diventata una turbo, sì, insomma, è un turbo, si diceva un tempo turbocapitalismo, ma non è, diciamo che è uno sfruttamento spinto di alcuni segmenti, no? E parliamo della grande distribuzione organizzata e soprattutto delle grandi catene che possono permettersi ovviamente di tenere aperto anche H24, non solo la domenica, ma oggi ci sono già delle esperienze dove si tiene aperto tutta la notte. Ora, non c'è solo il fronte dei lavoratori, io ho seguito come assessore al lavoro questo tema, che non vorrei irrigidito nella contrattualistica, non mi è mai piaciuto perché secondo me tra le parti si trova un giusto accordo, io sono una che cerca di spingere la contrattazione di secondo livello. È pur vero che però le grandi catene oggi stanno facendo una concorrenza sleale ai piccoli negozi. Un piccolo negozio a gestione familiare non può permettersi di assumere, non può permettersi di tenere aperto 24 ore, non può permettersi di fare, non è giusto che faccia sabato e domenica. Quello che all'inizio, perché è un dibattito che è mutato, no? 10 anni fa quando si parlava di questo c'era in campo anche ma la domenica è il giorno sacro del Signore, ripeto sono cattolica e praticante, oggi le chiese sono vuote quindi non è neanche quello, si è spostato il dibattito, resta il tema. Io credo che le domeniche sempre aperte siano un errore perché vanno a mutare il tessuto del commercio e della fotografia dei nostri luoghi della vita che sono le nostre città. E peraltro, e chiudo, le esperienze dei grandi centri commerciali anche a fronte di Amazon e di tutti i nuovi canali di commercio saranno molto facilmente scatoloni brutti e chiusi, perché negli Stati Uniti questo sta accadendo già ora. Davetta, per lei come... Io posso esprimere un'opinione come utente, non come rappresentante dell'azienda, perché noi operiamo con operatori professionali, pertanto da noi non c'è questa domanda, dunque non c'è una domanda da soddisfare. Come utente rischio di cadere diciamo, in un'opinione più di carattere politico, pur non essendo. No, dunque, no dica personale, però... no, e poi non è una brutta parola politico, dica pure la sua. Di fatto dovrebbe esserci una riconoscenza per uno sforzo aggiuntivo che viene fatto da alcuni soggetti, dunque non dovrebbe essere uno sfruttamento della forza lavoro. Se poi c'è una domanda che va soddisfatta e viene soddisfatta in modo dico corretto e viene anche remunerato il lavoro in determinate giornate, non è un'imposizione,
diciamo, queste sono le tendenze di mercato e poi anche le aziende devono anche fronteggiare certe logiche, certe pressioni, dunque però ripeto, è un tema molto scottante, siamo tanto utenti e secondo me posso aggiungere una cosa? Tutti andiamo poi qualche volta a fare la spesa la domenica, no? Sì. E ci dimentichiamo poi quando esprimiamo invece le opinioni. Sì, esatto, sì, c'è un po' di ipocrisia di fondo, vero? Assessore, allora, vediamo un attimo chi c'ha il telefono. Pronto? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Lei va mai a fare la spesa la domenica mattina? No, No. non vado, sa perché Paladin? Perché? Perché adesso voi dite ma gli ospedali sono aperti, i medici sono aperti, i ristoranti sono aperti. I ristoranti va bene, si danno il turno anche là, però, dottor Paladin, stiamo rovinando le nostre famiglie. Non si vedono più, non vedono più i bambini che vengono a casa da scuola, non li vedono più. Il papà e la mamma arriva tardi alla sera, sono già a letto. Alla domenica che sono tutti liberi ma che i bambini non vanno a scuola. No, non si vedono più queste famiglie, si dimenticano della loro mamma, del loro papà, il marito si dimentica della moglie, la moglie si dimentica del marito, non si conoscono più. Il supermercato serve se hai bisogno, ma cosa? Ma vuoi non avere mezzo chilo di spaghetti in casa? Ma stiamo scherzando? L'ospedale, logico che l'ospedale, perché se stiamo male andiamo là, ma un supermercato... Quindi lei insomma dice che con un po' più di impegno non sarebbe necessario... Ma una volta che non era aperto non mangiavamo lo stesso, questo volevo dire. Sì, beh, penso che Per problemi mezzo chilo di sostentamento minimo Ha ragione. non ce ne siano. Grazie a lei, grazie. Peraltro ieri sera alla vostra trasmissione serale hanno portato, c'è stato un servizio con tante interviste di gente comune e avevano tutte, questo un po' mi ha stupito, diciamo in maniera favorevole, era proprio l'approccio della signora, cioè non si sta più insieme, non c'è più il momento dello stare insieme. La domenica c'è una cosa sacra, cioè nel senso che la scuola è chiusa, questo non si discute, non si discuterà mai, e quindi al minimo per stare insieme gli studi professionisti sono chiusi, cioè la più parte dei servizi è chiusa, Sì, poi ci sono alcune categorie che... No. Vabbè, cioè, poi direi che magari se sta insieme al figlio o alla figlia, se eviti di lasciarlo per 3 ore a davanti al telefonino, perché se poi lo stare insieme è questo, vabbè. Ognuno sicuramente ha la sua posizione. Devo portarvi anche una mia esperienza, però, che per dirvi, 2 domeniche fa ho passeggiato in centro a Treviso, ho trovato una libreria aperta, pensavo che fosse vuota, era piena, adesso ho comprato 4 libri e in quel caso sì, non era una catena. No, esatto. Cioè, sicuramente dovrebbe essere una scelta e probabilmente non con una regola costante perché ogni weekend siano aperti, però anche l'animazione dei centri storici, grazie a un certo tipo di commercio, dovrebbe essere favorita anche. Non lo vedo così drammatico, insomma. Poi immagino che se uno dei 2 familiari è impiegato dal lunedì al venerdì e al sabato e alla domenica liberi e l'altro viceversa, sabato e domenica, comincia a diventare abbastanza difficile gestire la coppia, però insomma... si sfaldano lo stesso. Però su tutto ciò, il nostro Paese, siccome adesso il dibattto è molto concentrato su questo tema, ritenete che questo sia prioritario e vada a far diventare l'autunno caldo il lavoro, sia da incentrare su questa parte, perché poi quanti sono gli addetti in Italia stimati? Adesso ho visto dei dati, non mi sembra. Sai, i servizi sono la parte principale, ce la fanno da padrone, 1/3 degli occupati in Italia è nell'ambito dei servizi. E questi quasi tutti hanno questo tipo di regolamentazione, no? Da tutto campo, quindi sono tanti in effetti i lavoratori impegnati in questo, non nella grande distribuzione organizzata, ma nell'ambito più ampio che chiamiamo servizi. I servizi sono quasi tutti sabato e domenica, mentre il primario non ha né sabato né domenica perché la vacca deve mangiare, la bestia, l'agroalimentare lo devi far funzionare, il secondario è tutto manifatturiero, industria, quindi con delle regole anche di ciclicità che attengono all'organizzazione del lavoro tipica di quel... Il terziario vale tanto in termini occupazionali, però per me no, non era una priorità, cioè rispetto ai problemi che abbiamo qui
No, abbassamento delle tasse, Sul lavoro, abbassamento delle tasse dell'impresa, cioè che sia poi sul lavoro, che sia sulla sua capacità di investimento. Sempre in riferimento al tema lavoro. Alle priorità, sì, sul lavoro, sì, che la tassazione riguardi l'impresa, che poi si sviluppi sulla minore costo del lavoro e qualche cosa in più in busta paga dei lavoratori, questa sarebbe la mia ricetta ideale. De Vetta? La sua priorità, cioè quindi da amministratore delegato di un gruppo da 700 dipendenti e 250 milioni di euro, qual è la sua priorità riguardo al lavoro? Diciamo il lavoro, ne avevo già parlato prima, oggi quanto difficile sia oggi trovare un match tra le esigenze dell'impresa e quella che è l'offerta. E quello che è l'offerta, sulla quale poi non passo diciamo, anche su quello che offre, nel quale poi anche lo Stato indirettamente diciamo, può fare le istituzioni anche attraverso il canale della scuola. No? Dunque questo sicuramente è una sfida per la nostra azienda, ma è una sfida per tutto il nostro territorio e direi anche per tutta la nostra economia, sulla quale se ne parla molto e dovremmo lavorare assieme sia al mondo dell'impresa che al mondo delle istituzioni. Dopo la telefonata l'argomento, visto che l'assessore fa anche l'istruzione, è dove sostanzialmente io volevo arrivare, mi ci ha portato lei proprio così liscio, bravo. Pronto? Pronto, buongiorno, parla Piero da Zero Branco. Buongiorno Piero, Pronto? Buongiorno. Una cosa, l'autunno caldo del lavoro. Sì. Poi l'autunno o è la stagione calda perché c'è un caldo estivo che ora siamo in estate. Una cosa, parlate tanto di cose, come mai municipi, province, il sabato e domenica sono chiusi e quando c'è un operaio, un utente deve fare i documenti in comune cosa? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, se sono aperti e basta. E il sabato e domenica chiuso, oppure sono solamente l'importante per le case di pratiche. Ma ora è il privato aperto e il pubblico chiuso, musei, tutto. Tutti aperti e tutti interessante. Chiusi. Sentiamo aveva altro da aggiungere. Buon, arrivederci, grazie, buongiorno. Grazie. Allora, giustamente è un pensiero del nostro amico di Zero Branco. Sì. La pubblica amministrazione diciamo, svolge i suoi compiti in orari canonici. Sì, d'ufficio. Che però nel 99% dei casi corrispondono agli orari di lavoro del cittadino. Andiamo poi in pubblicità. È un tema sul quale secondo voi si può anche ragionare? Breve spazio pubblicitario e poi domandona. Riprendo quella che era la domanda del telespettatore che ha chiamato poco fa, il quale diceva perché è difficile chiedere alla pubblica amministrazione di magari tenere aperto determinati servizi, ufficio o altro, il sabato mattina, in modo da agevolare coloro che hanno degli orari settimanali, che vanno da lunedì a venerdì e che quindi non possono andare a farsi la carta d'identità all'anagrafe o all'urbanistica? Assessore, lei che appartiene alla pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione, ha ragione il signore, è anche di buon senso. Il problema è che è proprio sulla pubblica amministrazione che si gioca la battaglia più difficile del cambiamento di mentalità, perché poi qui ci mancherebbe l'interlocutore deputato, cioè il sindacato, perché proprio c'è una rigidità notevole, soprattutto perché al cittadino devi dare un servizio, la pubblica amministrazione è servizio. Ma un brevissimo aneddoto, un piccolo comune, il mio, dove peraltro insomma, si è cercato di fare questo, di aprire gli orari alle 9 di sera almeno in un paio di giorni, tenere delle finestre, insomma lo scontro è stato quasi degno di una grande amministrazione con migliaia di persone, perché no, non si poteva mutare, poi c'erano dipendenti part-time, magari facevano anche un altro lavoro. Insomma, la rigidità della pubblica amministrazione, guarda te lo dico, la politica o dimostra di essere più forte, però per il momento la subiamo, perché quando la parte tecnica si blocca, si irrigidisce e non ti fa fare più niente. Allora,
anche qua non vorrei portare al confronto pubblico-privato e quindi il mondo dell'impresa con la pubblica amministrazione. Però sì, sarebbe utile perché però mi piacerebbe sentire... I lavoratori ipergarantiti sono quelli pubblici, non quelli... Innanzitutto dovremmo scollarci di dosso questo connubio che pubblica amministrazione è sinonimo di rigidità, no? Qui ma chi si occupa di questo dovrebbe... Ha a che fare anche con le persone principalmente. Assolutamente. Poi per quanto riguarda l'azienda, anche noi in Marchiol abbiamo iniziato anche con le organizzazioni sindacali a valutare certi strumenti anche di flessibilità anche degli orari di lavoro per poter venire in qualche modo poi incontro ai nostri colleghi, dunque ai dipendenti, dall'altra parte anche però tenendo conto anche quali sono le esigenze aziendali. Dunque qui bisogna sempre andare alla ricerca di un equilibrio, non è sempre semplice, però si riesce in qualche modo a contemperare le esigenze aziendali con quelle anche del dipendente. La percezione è che nel privato si riesca a fare, nel pubblico appunto ci siano dei Moloch piantati lì che non risposano. Guardate, non è il ruolo dell'arbitro che è molto, dell'arbitro diciamo anche del sindacato che deve aiutare in questo, in questo processo. Dunque... Perché alle volte, e lo sono come testimone diretto, io ho delle direzioni che se c'è da lavorare il sabato lavorano di sabato, se c'è da stare fuori il venerdì sera stanno fuori perché magari c'è il convegno, c'è il momento di risposta, noi ci occupiamo di politiche del lavoro, vi immaginate che si risponde veramente anche oltre e ben oltre gli orari fissi, però ci sono anche delle normative che non aiutano, lo dico perché quando si fanno delle norme, per esempio quelle sui badge, che sono il tesserino che deve controllare, se fai troppe ore, la pubblica amministrazione non te le paga, non puoi farle, cioè non è che le vuoi fare, dici le dono perché faccio servizio per il cittadino, no, perché incappi in un'altra normativa, una farraginosità, per colpire chi non si comporta correttamente, impediamo a coloro che invece vorrebbero magari fare di più di farlo pienamente. Pubblica amministrazione è uno dei grandi problemi che rendono meno dinamico il sistema paese in Italia. Un'altra rigidità di cui si è parlato diciamo in fine agosto, poi adesso è un attimo scomparsa, offuscata da altri temi, è insomma Confindustria ha preso delle posizioni abbastanza rigidone, no? Nei confronti soprattutto di un decreto dignità che... eccessive anche. Insomma, sembrava a voce, cioè da quel che erano appunto le posizioni di Confindustria, andare a penalizzare moltissimo quelle che sono le aziende. Allora, adesso arrivo a chiedere a lei e poi chiedo un commento da parte dell'assessore. Ritenete che insomma, quanto compreso in questo decreto sia veramente così penalizzante per le aziende, dal punto di vista del lavoro ovviamente? Allora, noi lavorando nel commercio diciamo, siamo più sotto il cappello del commercio, no? Comunque certo. Su quello delle posizioni di Confindustria comunque vanno assolutamente poi rispettate. Devo dire che qui questo percorso dovrebbe essere diciamo, un dialogo molto intenso anche tra il mondo dell'impresa e il mondo della politica, no? Qui qualche volta c'è una certa distanza che andrebbe colmata prima di rendere pubbliche oppure di rendere poi operative certe decisioni, dovrebbe esserci un confronto che forse qui in questa fase è anche mancato. Comunque, quel decreto dignità sta soprattutto sul tema della contrattualistica del lavoro. Allora, alcune cose io le lette, studiate e applicate al Veneto, cioè se queste regole fossero state applicate l'anno scorso, cioè sul mercato del lavoro esistente, avrebbero impattato, per esempio per il divieto di fare il sesto rinnovo di contratto a tempo determinato, pochissimo, solo 0,3% dei contratti, perché quando l'impresa trova il lavoratore che gli piace se lo tiene, anzi non lo molla. Sì. Problematica invece è la cosiddetta causale, cioè dopo il primo anno tu devi dire perché non fai un contratto a tempo indeterminato ma lo devi fare a tempo determinato. Questa è una questione molto grave e molto delicata perché potrebbe portare... Chi è che decide se la motivazione... Bravo, no, ma si fa causa e ci sono dei professionisti, guardate che qualche anno fa, quando c'erano le causali, in Veneto sono state molte, peraltro concentrate in certe zone dove c'hanno certi avvocati, cioè io ho nomi, ho tutto, abbiamo tutto, dove c'erano certi avvocati che dicevano ma vai facciamo causa, poi andiamo dal datore di lavoro e gli diciamo guarda ti costerebbe così, o lo assumi, ma non si chiedeva mai l'assunzione, si chiedeva la transazione, quindi
denaro che andava per lo più nelle tasche dell'avvocato, mica del lavoratore, lo dico ai lavoratori. Allora, questo non va bene, infatti il sindacato questa pratica non l'ha sostenuta, però il tema della causale è dedicato, cosa che non ho apprezzato molto dalla levata di scudi, l'ho trovata eccessiva. Ci sono abituata a una Confindustria che pone dei problemi, che porta delle soluzioni, ma l'ho visto negli ultimi anni molto schierarsi politicamente, a seconda. Allora, io che non posso essere tacciata di essere amica di questo governo, nel senso che io sono di un partito che non è al governo, però sono una realistico assessore al lavoro di una terra di lavoratori, che quando affronta il problema non lo fa sventolando le bandierone, ma cercando di trovare la soluzione. Io l'ho trovato un po' eccessivo, aveva il sapore dell'attacco politico, poi adesso si sono ritirati dicendo no, bisogna dialogare, bisogna trovare il confronto. Non mi piace questo clima da scontro ideologico. Se gli italiani hanno votato in quel modo lì, io posso dire avrei voluto che votassero in modo diverso. Gli italiani hanno votato per il cambiamento di sicuro. Mettiamoci a lavorare per il cambiamento, perché forse tutti gli altri hanno deluso prima. E soprattutto sui temi del lavoro, tutto ciò che peggiora la situazione del lavoro va fermata. Tutto ciò che invece realisticamente alla dimostrazione dei numeri vale poco, lasciamo che vada. Allora, spostiamo l'attenzione, lei prima ha accennato una cosa, no? Come alla fine il mondo del lavoro deve essere assolutamente connesso con quello dell'istruzione e della formazione, no? Tra l'altro voi siete reduci da un momento molto importante per la vostra azienda, avete appena fatto una fiera che è vostra, quanti visitatori avete avuto? Ha avuto circa 7.000 visitatori in fiera a Pordenone, quasi 200 espositori, insomma una cosa grossa, no? Una cosa che dura da 19 anni, insomma... 19esima edizione a cadenza biennale, dunque ancora più lunga. Un po' più lunga. Un format tra l'altro copiato da altri, perché... un format che non è stato brevettato, pertanto assolutamente copiabile da altri, ma di questo ce ne... No? Ne fate vanto, giustamente. Fatto sta che anche in un momento del genere voi avete detto perché non posso approfittare della mole di persone che frequenta questi spazi per andare a vedere i materiali, eccetera, eccetera, per fare una ricerca, una selezione di personale e proporci in qualche modo. Cioè, come ha funzionato questa cosa? Allora, proporci e anche presentarci. Allora, dunque qui è una fiera nella quale noi abbiamo introdotto tante innovazioni, sia di carattere anche con l'aiuto della tecnologia, poi in altre invece in modo molto spartano, direi, abbiamo creato un corner, uno spazio nella quale presentavamo l'azienda, abbiamo anche coinvolto e abbiamo lavorato sulla comunicazione dicendo che sarà una sede, oltre a incontrare i nostri clienti, in qualche modo anche un'opportunità per poter incrociarci con potenziali talenti. Noi abbiamo lavorato tanto anche sul ruolo delle persone all'interno della comunicazione, sia che diamo un'importanza internamente. Il concetto di talento, la ricerca continua di talenti, dicevo prima all'inizio della trasmissione che abbiamo difficoltà a reperire certi profili, pertanto approfittiamo di qualsiasi opportunità, occasione. Come funzionava proprio esplicitamente questa cosa? Perché è curioso. Allora, nella fiera abbiamo organizzato uno spazio nel quale c'erano dei colleghi dell'area risorse umane che accoglievano chi era interessato a valutare un'opportunità anche lavorativa, nella quale veniva fatto un breve, non chiamiamolo un colloquio di lavoro, ma uno scambio di informazioni, dunque veniva presentata l'azienda, anche da un altro punto di vista, non soltanto dal punto di vista visivo, e poteva lasciare i propri recapiti, i propri dati, lasciare anche le proprie impressioni per poter eventualmente anche proseguire un percorso di selezione nella fase successiva. Che riscontri avete avuto da questa iniziativa? Questa è stata una novità, dunque sicuramente può essere anche migliorabile nel futuro, perché nessuno l'ha fatto finora, e abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, anche con un lavoro fatto precedentemente con delle comunicazioni anche col mondo della scuola. Che persone si sono presentate? Età? Titolo di studi massimamente? Allora, stiamo parlando di persone molto diversificate, dunque c'è stata una forte eterogeneità sia in termini di titolo di studio, dalla semplice scuola dell'obbligo fino a un'istruzione universitaria,
anche dal punto di vista dell'età, dal ventenne fino al posso dire tranquillamente, diciamo, al cinquantenne, visto che sto anche approcciando dunque c'è stato un grosso interesse e ritengo che alcune di questi contatti potranno anche sfociare essere presi in considerazione. Molto bene. No, faccio i complimenti perché l'idea è intanto di avere anche questa solidità di presenza in questo evento fieristico dice di voi che siete una realtà solida, però anche interrogarsi su come riuscire con modalità diverse a quel contenitore, cioè contenitore fiera, esposizione, rapporto con i vostri clienti e fornitori, di riuscire invece a farlo diventare anche il luogo dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro è interessante. A me sono capitate altre occasioni, così chiamate, no? Come regione noi stessi defavoriamo modalità innovative. Giovedì e venerdì saremo a Jesolo con un grosso bootcamp dove ragazzi fino a 29 anni che non studiano, non lavorano, non sono in formazione, verranno lì a fare quei giochi di ruolo, quel mettersi in discussione per rimotivare e verranno messi così, in piena disponibilità di una serie di aziende, perché dobbiamo trovare anche modalità nuove. Lo diciamo alle persone che sono a casa e che a quest'ora probabilmente se sono a casa non hanno lavoro, quelli pensionati evviva loro, siamo contenti, i nonni ancora più felici, però tutti gli altri che sono a casa sono persone che in questo momento non stanno lavorando. Allora a questi va detto che la motivazione, cioè recarsi in una fiera dove un'azienda apre anche questo sportello di ascolto, è già indicatore di motivazione e un'azienda ti prende in considerazione. Mandare solo il curriculum vitae via mail non funziona, se mai ha funzionato, perché ne arrivano a pacchi e non è indicatore di una motivazione vera. Quindi io invito, muovetevi, andate al centro per l'impiego, andate dove ci sono occasioni, guardate, perché questo viene valutato positivamente comunque. E condivido anche per quella che può essere la mia esperienza al di fuori di questa trasmissione, assolutamente, tra il curriculum e trovare la scusa per presentarsi fisicamente in qualsiasi contesto, è assolutamente tutta un'altra cosa. Ci lasciamo per qualche istante. Allora, nell'ultima precedente parte appunto abbiamo visto come un'azienda come la Marchiola approfitta anche di situazioni esterne espositive per appirirsi al mercato del lavoro, però eravamo rimasti in sospeso su l'altro grande tema che riguarda il lavoro, che è la connessione tra l'impresa, la scuola e ovviamente poi la creazione, cioè non dei talenti, perché il talento uno o ce l'ha o non ce l'ha, però la concretizzazione del talento, che dovrebbe comunque ascoltare il mondo delle imprese per capire di cosa c'è bisogno. Come siamo messi da quel punto di vista, Assessore? In Veneto bene, però non benissimo, perché ancora tantissime sono le aziende e settori specifici poi che insomma abbiamo mappato, organizzato in modo ordinato, che dicono avremmo bisogno di, quantificano anche i numeri del fabbisogno. Il settore dell'occhialeria nei prossimi 5 anni deve assumere 3.000 persone, cioè 3.000 persone è un numero che non troviamo tra i giovani iscritti negli istituti tecnici, negli istituti... Quali figure mediamente, si sa? Sì, abbiamo la mappatura di tutto, hanno bisogno di capi reparto, hanno bisogno di figure tecniche, hanno bisogno di figure che lavorino nei laboratori di chimica, perché oggi tutti i materiali con cui vengono fatti gli occhiali sono tutti diversi, hanno bisogno di marketing, hanno bisogno di commercio estero, quindi conoscenza delle lingue come... Ma adesso faccio quest'altra, mi scusi, ok, prego. Quindi le aziende parlano? Cioè, sì, parlano. Vi si confrontano, no, con gli enti molto preposti? Con noi, sì, okay. Con la Regione Veneto moltissimo. Dall'altra parte, insomma, immagino che siano le famiglie. Le famiglie ascoltano, si informano. Allora guardiamo la telecamera e dico: a chi vuoi parlare, Assessore Donalfang? Alle mamme. Mamme, per favore, guardate qual è il fabbisogno occupazionale. Andare a lavorare in azienda è una cosa meravigliosa in una terra di manifatturiero come il Veneto. Non è che dobbiamo tutti averli notai, perché avvocato non serve più, vi garantisco, sei disoccupati tantissimi. Dovete sorridere. Sì, giusto, bisogna prenderla con un po' di leggerezza, perché poi abbiamo strutturato tutto questo, facciamo comunicazione come stiamo facendo adesso, è un modo, ma abbiamo n modalità.
dire alle scuole medie preferiamo iscrivere i figli agli istituti tecnici, non necessariamente devono essere solo maschi, anche femmine, agli istituti professionali che hanno uno sbocco professionale, alle scuole professionali. Poi, dopo queste scuole, preferiamo le Academy, gli ITS, sono percorsi che sono paralleli all'università, quindi è un titolo di studio della formazione terziaria che è riconosciuto a livello europeo, ma per il quale abbiamo il 90% di occupati. Cioè, alla domanda cara famiglia cosa vuoi? Un figlio che si laurea a 30 anni e che te sta là in casetta, o preferisci dare l'opportunità che trovi un posto di lavoro? Lo dico con così leggerezza, però questo è il tema. Vabbè, insomma, mi sembra che comunque con leggerezza il messaggio è assolutamente chiaro. Con leggerezza, o insomma come lei ritiene, vorrebbe mandare un messaggio anche lei, da una parte insomma, ha l'opportunità di parlare all'assessore preposto e dall'altra tramite i media può parlare direttamente anche alle famiglie, sempre in termini di ricerca di talenti e di formazione. Beh, io quello che posso trasmettere è quello, diciamo, di quando si entra nel mondo del lavoro ci vuole anche un po' di pazienza. Oggi siamo diventati molto impazienti, no? È come con la ricerca su Google deve dare subito la risposta, così anche certe volte chi entra nel mondo del lavoro cerca delle risposte immediate anche da parte delle aziende. Dunque è giusto entrare e seguire un percorso di crescita. L'azienda ha il dovere di creare le condizioni per poter coltivare i talenti, ma i talenti devono anche capire quali sono le esigenze. Tante volte abbiamo notato che vengono fatti anche dei salti da un'azienda all'altra per meri motivi, insomma, di carattere economico, che possono portare soltanto a un vantaggio di breve periodo, e su questo mi permetto di dire anche su questo forse magari un'attenzione e anche magari una sensibilità che deve essere data anche dal mondo della, chiariamo un attimo della perché scuola, dell'educazione e della scuola, sono d'accordo, certo. Sì. Lei ha parlato anche di carattere economico, insomma, però mi metto nei panni del ragazzo che sta iniziando a lavorare, è ovvio che io sarò condizionato anche dall'aspetto economico. Cioè, ma non può essere la prima cosa. No, però che cosa intende esattamente? Cioè, beh, intendo proprio che nella scelta di un percorso vanno messi nell'analisi sono tanti aspetti e non esclusivamente quello del carattere economico. Essendoci oggi una carenza di certi profili, tante volte tutti i datori di lavoro si buttano su certi profili e diventa quasi un mercato. Ci si ruba il personale, esatto, già occupato, è no? vero. Pertanto, secondo me, poi ne va anche a discapito poi del stesso profilo che entra in questo mondo. E attenzione che adesso, tanto abituiamoci concettualmente che adesso siamo tornati pre-crisi, ma la crisi l'abbiamo avuta e potrebbe tornare. Beh, potrebbe, forse diciamo, i cicli economici sono sempre più stretti, esatto, peraltro, sono sempre più stretti e determinati da fattori che non controlliamo. sì, vi mettono in panni dei turchi, tipo, no? Che a un certo punto il loro capo di Stato si è messo di traverso con l'America, è partita una svalutazione, adesso hanno dei grossissimi problemi. E fino a ieri erano una Quando tu nazione. vedi in un curriculum vitae di una persona, di un lavoratore, che questo ha cambiato ogni anno, ogni 2 anni, perché magari in questo momento il mercato del lavoro tira, allora la volta che c'è problema tu lo consideri un infedele, adesso non in termini no, così, violenti, ma dici vabbè, ma se devo investire su una persona io preferisco investire su uno che sta qui, che mi è vicino, che sente la vita dell'impresa e che non passa di qua e di qua. Cioè, volendo fare l'esempio di come una famiglia potrebbe investire su dei fondi, è ovvio che tra quello che gli garantisce magari solo un 1,5%, però sa che non può scostarsi, esatto. Probabilmente forse vi viene anche più facile comprendere questo tema. L'imprenditore giustamente è un investimento molto importante. Dunque un'uscita non programmata effettivamente poi è una perdita di investimento, dunque bisogna riproporre. E va affrontato il tema dell'impegno, perché il contratto non è solo un diritto nei confronti del lavoratore, che pure insomma, è al centro della discussione quando parliamo di una contrattualistica, ma è l'impegno che tu ti assumi. Non è che tutti i diritti sono del lavoratore e tutti i doveri sono dell'imprenditore, certo. Cioè la compenetrazione delle responsabilità deve esserci, e questo non è un problema dell'impresa o del lavoratore, è un problema di educazione che sta a
monte, perché quando un ragazzo viene e ti dice come prima domanda quanto prendo e quando sono le ferie, io ho avuto anche lì segnalazioni. A agosto si presenta e dice io vorrei un'azienda che sta andando bene dell'agroalimentare, dice devo assumerne 5, in teoria c'è la gente disoccupata, preferirebbero dei ragazzi giovani. Di 2 ragazzi che si sono presentati, siccome lavoro è duro, gli hanno detto sì però dopo le ferie, perché sa, noi dobbiamo andare in ferie, ecco. Va bene, insomma, allora, siamo in chiusura. Io direi che sul fatto, intanto la bella notizia sono anche le informazioni relative all'occupazione, che non è una cosa da poco. Il mercato del lavoro, come tutti i mercati, non è stabile, No. è in continuo divenire, sia per quel che riguarda le dinamiche, le opportunità e anche proprio i diversi approcci. Il consiglio che mi sento di dare, sempre riassumendo i contenuti di oggi, è che serve elasticità un po' da parte di tutti, dalle aziende, dalla pubblica amministrazione e ovviamente anche dai lavoratori. Bene, signori, è stato un grande piacere, grazie di essere stati qui con me oggi e con i nostri telespettatori, e ovviamente grazie a loro che ci hanno seguito. Ciao a tutti.